Allora, siamo qui con Valentina Foltran al termine di Permac Vittorio Veneto Unterland, un ottavo di finale ricco di emozioni, risolto solo da un calcio di rigore, e direi che i segni della battaglia si vedono anche sul tuo viso. Buonasera a tutti, sì, è stata una partita molto combattuta, 90 minuti più supplementari. Alla fine siamo riuscite con un calcio rigore netto a trovare la vittoria e a passare il turno. Sì, comunque è stata una partita dura. Abbiamo lottato su ogni pallone, all'inizio siamo partite un po' molle, però poi ci siamo ritrovate nel secondo tempo, abbiamo ritrovato la nostra compattezza e siamo riusciti a portare a casa il risultato. L'Unterland per molti momenti della partita vi ha imbrigliato col gioco fisico, avevamo già visto 2 settimane fa qui a Vittorio Veneto, poi un po' più di dinamismo sulle fasce. Possiamo dire assolutamente che è una vittoria meritata, perché al di là dell'episodio ci avete creduto soprattutto poi nei supplementari, chiaramente favorita anche dall'uomo in meno. Sì, esatto, ripeto che è stata una vittoria meritata. All'inizio loro l'hanno messa molto fisicamente, come 2 settimane fa. Ovviamente noi, secondo tempo, abbiamo reagito sulla velocità, sul dinamismo, come hai detto tu, e siamo riusciti a trovare il primo gol con un cross laterale e il secondo rigore netto, e basta. Ecco, infatti, visto che eri abbastanza vicina all'azione, puoi confermarci, c'è stata una mischia furibonda all'interno dell'area piccola dell'Unterland, c'è stato un tocco, immaginiamo, di mani da parte di una delle giocatrici? Sì, diciamo che io ho visto il primo tocco che non è stato fischiato, lui ha fischiato il secondo tocco che io personalmente non ho visto il primo tocco a braccio teso, però c'era un rigore anche precedentemente che una giocatrice ha parato e così è andata, insomma. Assolutamente, adesso bisognerà ricaricarsi, ritrovare le energie, perché tra una settimana si torna, anzi domenica, quindi tra 8 giorni si torna qui a Vittorio Veneto contro l'Osio. Abbiamo detto da qui fino alla fine del girone d'andata solo scontri diretti contro squadre che ricoprono posizioni altissime in classifica. Sì, adesso prima della sosta natalizia abbiamo 2 partite, cercheremo di portare a casa altri 6 punti e ricarichiamo le pile e vi aspettiamo domenica qua al Barison. Siamo qui con Gaia Werik, è stata una partita incredibile, con un episodio nei supplementari che ha deciso tutto. Per larghi tratti della partita avete imbrigliato il Vittorio Veneto, poi alla lunga la squadra di casa ha risposto e sicuramente l'espulsione già al termine dei tempi regolamentari ha un po' permesso alle giocatrici di casa di aumentare il baricentro, di mettervi in difficoltà. Ma sicuramente nei primi 90 minuti abbiamo giocato anche un buon calcio, siamo riuscite a contrastare il gioco del Vittorio Veneto, appunto, e sono molto contenta, anche il nostro allenatore era contento di come siamo riuscite anche con la difesa e abbiamo fatto buone ripartenze dal centrocampo all'attacco, tutte, abbiamo tenuto duro per tutti i 90 minuti, poi c'è stata questa espulsione del nostro centrale di difesa che per doppia ammonizione, poi sarà da rivedere sul video, ma secondo me non era sicuramente da espulsione, è stato così. Comunque abbiamo tenuto duro e lottato anche in 10, il nostro portiere ha fatto delle parate incredibili, soprattutto sul rigore, e purtroppo c'è stato questo secondo rigore che sicuramente dal video si vedrà, tant'è che la numero 11 del Vittorio Veneto ha anche detto che il rigore non c'era, purtroppo l'arbitro o ha fatto finta di niente o non lo so, ha dato questo rigore e sono veramente amareggiata per questo, perché non meritavamo di perdere sicuramente questa partita e abbiamo combattuto alla pari e sicuramente potevamo giocarcela ai rigori. Ecco, dopo una partita del genere per la vostra squadra, sono più i rimpianti per l'esito finale o la consapevolezza che dopo un inizio di campionato un po' traballante, parzialmente corretto da alcune vittorie, potete fare di più e ambire posizioni più alte di classifica da qui a fine stagione? Ma quest'anno abbiamo inserito tantissime giocatrici nuove e dovevamo un po' conoscerci. Abbiamo faticato anche dal punto di vista fisico all'inizio, invece adesso stiamo lavorando davvero bene e infatti nelle partite si vede, abbiamo cambiato parecchio, siamo molto più aggressive e stiamo facendo un bel gioco. Io sono sicura che i risultati verranno, non è sicuramente questo il nostro livello, i 7 punti del campionato non rispecchia il nostro valore e sono sicura che per la fine del campionato riusciremo a risollevarci. Sicuramente non punteremo a vincere il campionato, questo no, però puntiamo comunque in alto e a fare bene partita dopo partita. Sicuramente non sarà semplice ritrovare energie fisiche e mentali dopo 120 minuti per tornare poi settimana prossima al campionato. Sì, oggi è stata veramente veramente dura, 120 minuti dove tutte e due le squadre hanno dato e hanno tirato fuori tutto quello che avevano
e adesso riposeremo. Per fortuna abbiamo giocato di sabato, quindi comunque un giorno in più per riposare c'è, e niente, da martedì si riprende con la testa che avevamo oggi, se non più forte ancora, e per portare punti in casa la prossima settimana. Grazie Gaia, in bocca al lupo a voi. Grazie. Qui con Ilaria Mella, bomber della Juniores, che quest'oggi è entrata in campo nel secondo tempo di Permac Vittorio Veneto Unterland e ha fatto sentire il suo peso specifico a livello di dinamismo ovviamente sulle fasce. Sei soddisfatta intanto della tua prestazione, oltre ovviamente alla grande gioia per questo risultato sofferto, però raggiunto coi denti nel finale? Sì, sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto, perché comunque ci siamo portati a casa 3 punti, e sono anche soprattutto contenta di aver giocato soprattutto in una partita che dovevamo vincere, e ringrazio il mister per avermi dato questa opportunità e speriamo di continuare avanti così. Ecco, finora hai avuto una stagione davvero pazzesca, un inizio con 20 gol in 8 partite in Juniores, anche l'affinità con le tue compagne della prima squadra direi va crescendo, perché appunto sei entrata in campo e molte delle azioni poi sono partite dalla tua parte. Sì, con le compagne ho legato e mi sono adeguata in campo, e comunque mi hanno dato fiducia, e di questo ne sono molto contenta e basta. Domanda di rito, non è la prima volta, ma com'è giocare con mister Tommasella? Comunque imparo sempre di più, perché comunque avendolo anche come mister e anche come compagno di calcio, è comunque una buona esperienza, perché mi dà, e comunque io assorbo quello che mi presta, e comunque cerco sempre di migliorare sempre di più grazie ai suoi insegnamenti. Qui con mister Fabio Toffolo. Allora mister, una grandissima battaglia oggi, 120 minuti tiratissimi, l'Unterland come in campionato ha saputo imbrigliarvi all'inizio, poi magari ritrovando un po' più di dinamismo sulle fasce la partita è salita di livello per quanto riguarda le tose. Sì, sapevamo che l'Unterland veniva qua a fare la sua partita, quindi una squadra aggressiva e sempre in pressione alta, quindi andava su tutti i contrasti. Noi il primo tempo siamo entrati un attimino molli, sinceramente, quindi loro hanno avuto il sopravvento. Il secondo tempo abbiamo cambiato prima di tutto atteggiamento, dopo modulo è entrata la Marghe Zannon che ha un attimino rotto la partita, abbiamo sofferto, abbiamo combattuto sia noi che loro, è venuta fuori una partita divertente perché è combattuta fino al 120esimo, quindi siamo contenti del risultato e del passaggio del turno. Ecco, infatti si è visto poi nel finale quanto le ragazze ci tenevano. Secondo te aver interrotto parzialmente, ovviamente per quanto riguarda la Coppa, l'imbattibilità di Giulia Reginato può essere un segnale anche per le ragazze, che comunque ovviamente non esistono partite facili, bisogna sempre rimanere sul pezzo, ma anche che questa squadra può puntare a tutto? Chiaro, sono tutte cose che sapevamo che prima o dopo il gol veniva. Fortunatamente è arrivato in Coppa Italia, quindi non dico che pesava meno, però magari si è preso un attimino più alla leggera. Quindi adesso ripartiamo da domenica prossima, che abbiamo l'Osio, consapevoli che se non entriamo cattive e decise il gol lo prendiamo anche dopo 10 minuti. Quindi siamo contenti del passaggio del turno e adesso pensiamo già alla partita con l'Osio. Ecco, ritrovare le energie non sarà semplice, anche se c'è un giorno in più, perché da sabato si torna a giocare domenica contro una squadra che ricopre un'ottima posizione in classifica, quindi fare reset e poi cercare di ripartire come sempre. Sì, adesso abbiamo un giorno più di riposo, come hai detto tu giustamente Paolo, dopo questa settimana, e magari invece di caricare lasciamo le ragazze un attimino più leggere, che l'importante è che arrivano belle e pimpanti per la partita di domenica. Adesso andiamo tutti quanti al chiosco a festeggiare come facciamo di solito, tutte quante insieme, e ci godiamo la bella serata. Siamo qui con mister Massimo Trentini. Allora mister, immaginiamo che l'amarezza sia enorme perché questo Unterland ha lottato, durante i supplementari comunque ha dovuto far fronte a un'inferiorità numerica che poi è diventata doppia nel finale, alla fine quell'episodio che sicuramente lascia appunto tanta amarezza. Allora sì, sicuramente perdere a 2 minuti alla fine lascia amarezza, però allora noi siamo venuti qui anche in inferiorità numerica, tra virgolette, abbiamo parecchi infortunati, abbiamo fuori 4 titolari, quindi siamo venuti per giocare la nostra partita onesta, cercando di provare a fare un'impresa, perché venire su questo campo qui e stare al passo del Vittorio Veneto vuol dire fare un'impresa. Noi abbiamo, come posso dire, abbiamo colpito una torre gemella, solo che non l'abbiamo colpita così bene da farla cadere, purtroppo, no? L'abbiamo fatta traballare, abbiamo fatto male al nemico, concedetemi il termine. Dopo il tasso tecnico emerge, nel senso,
e quindi alla fine l'avversario ha meritato di vincere perché tecnicamente è una squadra superiore a noi e per quel che si è visto sul campo ha meritato di vincere. Noi abbiamo impostato la partita sulle nostre capacità, sulle nostre caratteristiche, sul nostro tipo di gioco, sull'agonismo e credo che a prescindere dal risultato, che sicuramente che fa male, ma soprattutto per le ragazze, credo che abbiamo fatto un'impresa. Ecco, a proposito di impresa e di gioco per quanto riguarda la vostra squadra, è già la seconda volta che venite qui in 2 settimane e che lasciate un'ottima impressione agli spettatori e agli addetti ai lavori. Quindi forse l'unica cosa che può mancare a questa squadra è effettivamente la continuità per riportarla in posizioni di classifica più consone alle potenzialità di questa squadra? Ma le continuità di prestazioni noi le abbiamo. Perché come avete visto un paio di settimane fa, come avete probabilmente visto oggi, noi ci siamo quasi. Diciamo che manca da recuperare qualche giocatore per noi determinante e poi credo che noi faremo la nostra strada e potremo toglierci delle soddisfazioni, ripeto, sfruttando le nostre caratteristiche e sfruttando quello che noi possiamo mettere sul campo. Queste ragazze sono straordinarie, per me sono delle sorelle, sono delle ragazze meravigliose che si allenano in condizioni alle volte disagiate, nel senso con dei campi ghiacciati, campi freddi, perché da noi è molto duro e dopo giornate di lavoro, ma questo varrà anche per le altre squadre, nel senso, però il freddo e queste cose qui insomma pesano, insomma. Quindi non posso fare che un plauso a queste meravigliose ragazze e io sono convinto che prima o dopo arriveremo dove ci meritiamo di essere. Si può dire qualcosa anche sugli episodi un po' contestati di questa partita? Ci sono stati 2 calci di rigore per il Vittorio Veneto, diverse proteste, 2 espulsioni. Non è stata una partita cattiva, sicuramente c'è stato molto agonismo, oltre appunto agli episodi che hanno deciso in qualche modo il risultato finale. Ma per quanto riguarda gli episodi credo che sia anche inutile parlarne, nel senso, perché l'arbitro avrà giudicato in questa maniera qua e avrà avuto le sue motivazioni per giudicare. Dalla mia posizione sicuramente il primo era rigore netto, perché l'ho visto proprio chiaramente, perché ero in linea. Gli altri 2 avevo talmente tanti giocatori davanti che francamente non ho visto, insomma, quindi star qui a rammaricarsi per se il rigore c'era o non c'era poco importa adesso, cioè quello che io tolgo è la prestazione e è quello che queste ragazze hanno messo sul campo. Poi ripeto, certo che a quel punto lì credevo di poter andare ai rigori e poi lì sarebbe stata una lotteria e comunque niente, ripeto, portiamo via questa impresa perché io la considero un'impresa della mia squadra.